Hola amigos, buonasera ragazzi, salve Wagyu. Napoli che batte Udinese per 4-2. Ma come cazzo è possibile? È possibile prendere due gol in quella maniera in 6-7 minuti dall'Udinese? Con tutto il rispetto per l'Udinese, per carità, però state giocando in casa. Ma porca misera, c'è un secondo posto da difendere, no? Dico io. C'è una dignità da difendere di un popolo azzurro che ti esulta, che ti segue, che cazzo avete passato da quei 6-7 minuti? Non lo so, non lo so. Comunque Udinese che pareggia dopo che Napoli era passato in vantaggio per 2-0 con Younes, debutto da titolare in primissima linea, e Callejon. Pareggio poi di Lasagna e là dell'Udinese non mi ricordo, lo vedrò telefono, di Lasagna e di Fofana, Secco Fofana, vabbè. Comunque, e poi Milik e Mertens chiudono la pratica. Però non è possibile. Non è possibile mettere a rischio così di risultato. Non lo so. Dei svarioni difensivi. Vabbè, c'è stato un infortunio a Ospina che ha praticamente ha lasciato poco in Sallanuto. Sarà stato pure questo. Voglio pensare pure che sarà stato questo. Però comunque là, là c'è stato proprio un errore difensivo proprio della difesa. Ragazzi, ci sarà un ospite stasera, rimanete con me. Tra pochi minuti sta arrivando niente poco di meno che il nostro capitano, ex capitano Marek Hamsik, che mi sta raggiungendo qui per fare una intervista, una breve intervista, direttamente dalla Cina. Direttamente dalla Cina. È arrivato? No, sta arrivando, sta arrivando, calma, sta arrivando. Allora, prima di tutto volevo appunto dare il mio sostegno, volevo stare vicino al nostro portierone Ospina. Spero che guarisca presto, che non sia nulla di grave, che ora sta in ospedale sotto osservazione per una botta presa, un piede in fascia, che poi alla fine, sinceramente, tanto involontario non è stato, almeno io da quel che ho visto, da parte di Pussetto. Eh, Ospina che poi si accascia a terra e chiede di essere sostituito praticamente. E subentra Meret. Insigne che è infortunato, appunto sostituito dal titolare Younes, che apre le danze, che apre il poker, diciamo così, che apre il poker. Ragazzi, è una partita che è stata un po' dominata, ma nello stesso tempo abbiamo lasciato molti spazi, specialmente tra la linea di centrocampo e la linea difensiva. C'erano delle praterie dove appunto l'Udinese ha sguazzato come meglio poteva e come ben ha fatto. Udinese che comunque è stata in partita fino ai primi minuti, metà del secondo tempo, poi dopo col gol di Mertens, ma anzi Milik già insomma ha iniziato poi non dica ad arrendersi, perché fino all'ultimo ha giocato, però comunque ormai il Napoli si era un po' diciamo organizzato meglio in campo e dopo gli svarioni difensivi del primo tempo, vabbè. Qua c'è con me Ciuccio Chiaro, Ciuccio Chiaro, Ciuccio, che combinato, Ciuccio.
Scusate ragazzi, è il bello della diretta, caporna in diretta comunque. Ciccioia si è fatto proprio pesante. Ciuccioliaro che sta aspettando come me l'arrivo di Mare Chiaro Amasic, eh? Mi dicono che è arrivato, mi dicono che è arrivato. Non ci posso credere. Vieni Marek, vieni Marek, vieni. Grande, grande, ragazzi, sono emozionato. Eh. Poi Marek, tutto bene, capitano? Sì, che? No. Prego, sì, dimmi Marek, che è successo? Forse è il fuso orario, no? Vabbè. Dimmi Marek, dimmi. Allora, buonasera a tutti. Buonasera, grazie Marek ci saluta. Allora, la prima domanda che posso farti è come ti trovi in Cina, insomma, come si sta, insomma, ti stai ambientando, ma che cazzo stai a fare là, insomma? Beh, veramente mi trovo bene, solo che mi manca la pizza. La pizza? Vabbè, ma la pizza, scusa, ma la può fare pure a casa. Sei stato 30 anni a Napoli, che cazzo? Scusami. Seconda domanda. Come hai visto, diciamo, questo Napoli? Come lo stai vedendo questo Napoli? Stai continuando a seguire il Napoli? Diciamo, lui sicuramente sarà davanti alla TV e è tifoso del Napoli, perché ormai ce l'ha dentro al cuore, no? Ce l'ha dentro al cuore Napoli come noi abbiamo dentro al cuore te, insomma. Che ne pensi in Napoli? In Europa League può arrivare a vincerla sta coppa? Insomma, diccelo, vai, dammi il tuo parere. Beh, veramente io credo che se Napoli gioca da Napoli, questa coppa la può vincere. Beh, grazie a Marek, grazie per questa tua risposta, la prendiamo in considerazione. Vabbè, certo, se gioca da Napoli, diciamo, ha fatto un appunto giusto, insomma. E niente, ultima domanda oggi il grande Dries Mertens ha fatto il suo 102esimo gol con la maglietta del Napoli. Tu che ne hai 122, quindi sei capocannoniere assoluto della storia di questa società. Cosa ne pensi? Insomma, manca poco, mancano 20 gol per raggiungerti, mancano veramente mancano 13 per raggiungere Maradona, manca quant'è? Uno per raggiungere Wojak e 2 gol per raggiungere Cavani, Edinson Cavani, non ci dimentichiamo di Edinson Cavani, che pure ha fatto la storia di questo Napoli. Tu pensi che comunque lui possa raggiungerti, insomma, in questa classifica? No, non è vero, non credo. Ma chi è? Sei stato tu, Marek? E chi è? No, c'è una vocina che parlava, non lo so. Vabbè, ragazzi, no, dicevo, Edinson Cavani, che anche ha fatto la storia di questo Napoli, tu credi che comunque possa superare Cavani, poi raggiungere, raggiungere anche Maradona nella classifica capocannonieri? Ciuccio chiama sei tu? No, sarà un meglio Ciuccio chiama. Ma io penso che non riuscirà a raggiungere la classifica capocannonieri perché io credo che andrà via l'anno prossimo. Ha fatto una giusta osservazione. Anche io penso che Ciruzzo Mertens l'anno prossimo andrà via da Napoli, quindi penso probabilmente sì, 20 gol, 18, 17 quando ne mancheranno poi a fine campionato, 15. Vabbè, comunque, prendiamo rispetto di questa tua, diciamo, risposta e ci fa piacere. Vabbè, intanto diamo un saluto al nostro capitano, grazie per esserci. Torna a trovarci presto e mi raccomando, state accorti di cinese perché poi là, capite? Vabbè. Ragazzi, dopo questa grande televisione, grande evento di YouTube,
vi grido il mio Forza Napoli sempre. Marek, la porta sta di là, quello è il bagno, scusami. No, vabbè, se uso il bagno, uso il bagno. Ragazzi, sempre Forza Napoli, lasciate un like, lasciate iscrivetevi al canale. Per quanto riguarda la prossima partita contro la Roma, sarà tosta, ma ricordatevi sempre il ciuccio, eccolo qua, si ferisce, soffre, piange, ma è sempre vivo. Forza Napoli. Un abbraccio a tutti, ci vediamo al prossimo video, ciao.